una tragedia che non ci voleva proprio. E sono molto molto vicino alla famiglia perché la conosciamo da sempre. A Villa d'Asolo, Masere e Asolo il cordoglio è unanime per la scomparsa prematura di Filippo Piccolotto, 20 anni, morto ieri nel tragico incidente in Pedemontana. Le auto carambolate finite ruote all'aria, una C5 guidata da un sessantenne e quella di Filippo, la cui vita si è spezzata sull'asfalto all'altezza del casello di Riese Pio X. Inutile l'arrivo tempestivo di soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che lo hanno liberato dalle lamiere. Le sue condizioni erano apparse da subito serissime e a poco sono serviti gli innumerevoli tentativi di rianimarlo. Sulla dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolte 2 auto che procedevano nello stesso senso di marcia verso Altivole, il SUV guidato dal ragazzo e quella del sessantenne, ora ricoverato all'ospedale di Montebelluna, indaga la polizia stradale di Bassano del Grappa. Filippo, 20 anni, lascia 2 fratelli, mamma Savina e papà Ivan. Una famiglia molto conosciuta ad Asolo, il padre agente immobiliare, mentre la madre è titolare della storica azienda Maeba, dove Filippo aveva cominciato a lavorare dopo gli studi al liceo Cavanis di Possagno, ed è lo stesso preside a ricordarlo. Ha molto degno di essere in una scuola come la nostra che insomma tiene in primo piano i valori della semplicità, dell'umiltà, dell'onestà, dell'impegno, ecco, della bravura nel senso di impegno. Un ragazzo eccezionale da questo punto di vista, non perché non c'è più, ma proprio perché era lui così, molto riservato anche, ma forse per un po' di timidezza, ma un bravo ragazzo, proprio educato, umile, tranquillo, sereno sempre. Ha finito l'anno scorso la maturità e si era messo insomma a dare una mano anche ai suoi. Chiusa nel dolore la famiglia, un continuo via vai silenzioso di persone che raggiungono la villetta sulle colline di Masere. Originari di Villa d'Asolo, è un amico e compagno di animazione, insieme custode del campo da calcio con il padre Ivan, a raccontarci il dolore dell'intera comunità. Ci sarebbe tante cose da dire, ma io conosco bene il papà Ivan, che si può dire solo bene di quella famiglia. I funerali di Filippo si terranno con tutta probabilità mercoledì a Villa d'Asolo, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria, a cui i genitori sono molto legati.